Irriducibile, Luigi Faccia, uno dei 24 indipendentisti arrestati nei giorni scorsi, si è dichiarato davanti al GIP prigioniero di guerra. Oggi, come 17 anni fa, Luigi Faccia non riconosce l'autorità dello Stato italiano. Nel 1997 non era presente in piazza San Marco, ma allora i giudici di Verona furono duri con lui. Luigi Faccia venne condannato a 4 anni e 9 mesi di reclusione. I giudici allora lo identificarono come l'organizzatore dell'operazione. Luigi Faccia ha scelto la linea dura e pura. Altri dei 24 indipendentisti interrogati quest'oggi tra il carcere di Montorio nel Veronese e la procura di Padova hanno scelto di tenere linee diverse. Chi si è avvalso della facoltà di non rispondere e chi non avrebbe ancora trovato il suo avvocato di fiducia. Interrogatori che proseguiranno anche domani con quello di Franco Rocchetta recluso nel carcere di Santa Buona Treviso. E sempre domani piazza San Marco sarà invece sorvegliata speciale per l'happening manifestazione di governo veneto guidato dal suo presidente Albert Gardin davanti alla tomba di Daniele Manin. Iniziativa a suon di prosecco per festeggiare, dicono, la fede e l'attaccamento al progetto da parte degli indipendentisti. Brindisi anche ai giudici che spiegano con il loro autogol hanno riportato all'onore delle cronache il tema del venetismo. Da Venezia anche l'appello partito da un gruppo di politici e non, Beppe Caccia, Gianfranco Bettina e Massimo Cacciari per Franco Rocchetta, libero subito. Pensano che sia giusto attirare l'attenzione sulla sua figura di studioso, oltre che di militante delle idee che coerentemente lui professa da tanti anni. Ci premeva mettere in luce questo aspetto, dopodiché è chiaro che la giustizia farà il suo corso. Da sempre considerato un non antiviolento, seppur non condividendo le sue idee, oggi parte del mondo politico si schiera per la sua liberazione. C'è chi lo va a trovare in carcere, come il consigliere regionale del gruppo misto Diego Bottaccin, ed invita altri politici a fare lo stesso. Anche non potendo, io e tanti altri penso che ci uniamo a questa aspirazione, insomma, a questo auspicio che si possa presto restituire alla libertà a chi, documentatamente da parte della magistratura, non c'è ragione che resti dentro. C'è chi invece guarda la magistratura e attende che faccia il suo lavoro. Innanzitutto noi dobbiamo rispettare le decisioni della magistratura e mi auguro e spero che si faccia luce al massimo su tutti i problemi che ci sono. Non confondiamo le vicende giudiziarie con i problemi politici. L'indipendenza è una cosa e a mio avviso è sbagliata, l'autonomia è un'altra e secondo me è giusta.